Buon pomeriggio, buonasera. Buonasera. Come va? Buon pomeriggio in Argentina, buonasera in Italia. Buon pomeriggio. Ecco, siamo qui alla famiglia Veneta, tutti appiccicati, una giornata molto umida. Voglio far vedere che siamo, ecco, queste belle ragazze, ragazzi. Stiamo qui aspettando pure altri studenti. Mi sentite bene? Sì? Ti sentiamo perfettamente, Benissimo, anche qua dall'Italia. piacere. Ciao. Ciao, piacere di Innanzitutto, conoscervi. ecco, vediamo se il volume, ecco, ecco. No, ancora non mi hanno accettato. Tu continui a vedere me. Allora, cominciamo. Innanzitutto do la parola a Vanina Testa dall'Associazione Veneta che farà una mini presentazione, anche Marissel della famiglia che farà la presentazione di oggi. Il mio nome è Nadia Grisetti e stiamo qui con Claudia Contin pure direttamente da Venezia per la presentazione del libro Né serva né padrona. Ecco, cominciamo. Bueno, buenas tardes. Hablaré en español, va a ser vamos a ir en dos traducciones, ¿no? En italiano y en argentino, hablando. Bueno, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Vanina Testa, soy vicepresidenta de la Asociación Regional Familia Veneta de Rosario. Y bueno, ante todo, agradecerles, bueno, claramente a Claudia, ante todo, y a todos los que han hecho este espacio de tiempo para poder estar acá, ¿no? La Asociación Familia Veneta quería brevemente comentarles que nosotros siempre hemos tenido mucho interés en todo lo que es la comedia del arte, todo lo que es también eh, los trajes típicos que se utilizan en el Carnaval de Venecia y es por eso que nosotros desde 1998 tenemos un grupo de teatral de máscaras venecianas y también recreando personajes de la comedia del arte. Ese grupo se llama Le Mascherate, ahí en el chat le voy a poner la dirección. Bueno, después también con Nadia, después ahí Nadia, si querés también comentar lo tuyo, que también tenemos un grupo de teatro y de comedia del arte con ella. Y bueno, también siempre ese interés, ¿no? En el ir en el más allá y buscar cosas. Y también tenemos el programa Donne Venete, que ahí, bueno, sí les cedo la palabra, soy parte también, pero Maricel es la coordinadora de ese grupo, así que bueno, muchas gracias por estar acá a todos y les cedo la palabra a Maricel. Muchas gracias, Juanina. Bueno, la verdad que es un gusto estar en esta reunión, en este encuentro. Gracias, Claudia, por sumarte y por ser parte de intercambios tan productivos que venimos teniendo desde acá, desde Rosario, desde la Asociación Veneta, Familia Veneta de Rosario y del programa Donne Venete, bueno, que tanto Vanina como yo somos referentes y hay otras mujeres que se han sumado también y que formamos parte todas de este programa. Que apunta más que nada a recuperar historias, a visibilizar mujeres de origen véneto, tanto aquellas que nacieron efectivamente en el Véneto como aquellas que son descendientes de italianos y que italianos del Véneto, que bueno, que de alguna manera se identifican con esta cultura y que desde el punto de vista de la historia y de la producción historiográfica han sido muy poco visibilizadas. Entonces nosotros tratamos desde este programa de generar espacio en donde podamos poner en valor, podamos conocer sus voces, sus experiencias bueno, la importancia que han tenido también en términos de su participación en el espacio público, ¿eh? Han tenido roles muy activos y esto se ve muy claramente al cruzar nuestro interés por las mujeres de origen veneto con el proceso inmigratorio en Argentina que ha tenido una presencia masiva muy importante, sobre todo de inmigrantes italianos, dentro de esa gran camada de inmigrantes italianos que llegó desde fines del siglo XIX, principios del XX,
también las mujeres fueron parte de ese proceso y bueno, aunque son mucho menos conocidas sus historias y su presencia activa también en el mercado de trabajo y su presencia activa en la literatura, en la universidad, que en Argentina empezó a estar poblada de mujeres, pero recién a fines, digamos, la segunda mitad del siglo XX, ¿eh? Bueno, pero de todas maneras tuvieron un rol activo y preponderante en un conjunto de actividades. Y bueno, nosotras desde nuestro programa Donne Venete, con mucha humildad, tratamos de recuperar estas historias hasta donde podemos, ¿no? Tratamos de reconstruir estas historias y las participaciones que han tenido en distintas espacios asociativos del proceso de conformación de la Asociación Familia Veneta de Rosario, ¿eh? Y bueno, ¿y cuáles fueron las dificultades, los desafíos que ese recorrido por el mundo público significó para las mujeres que, como sabemos, no estaba, digamos, pensado para sus comportamientos, no eran más que asignadas a un rol efectivamente más ligado al ámbito doméstico y a la maternidad? Esa aparece, digamos, esta idea como algo muy fuerte y muy femenina. Bueno, entonces tratamos de ver cómo a partir de su presencia y de sus necesidades y de sus ideales pudieron transgredir estas normas que estaban tan arraigadas en la cultura y en la mirada de la sociedad en términos de la cultura dominante de los distintos periodos históricos, y que todavía de alguna manera toda esa cosmovisión tiene alguna presencia. Bueno, este es nuestro objetivo, nuestras metas, y es un gusto que estemos acá y que quienes forman parte del programa, yo lamentablemente por razones de agenda de mi trabajo como docente intensivo, voy a tener que dejar la reunión en un rato, pero bueno, que queda muy bien representada con el resto de las mujeres que forman parte del programa Donne Venete, así que bienvenida a cualquiera de las intervenciones que puedan aportar más información sobre digamos, las actividades tan intensas que venimos desarrollando desde este programa y donde hay mucho voluntarismo y mucho compromiso con la identidad del Veneto. Bueno, un gusto y buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias, Maricel. Sí, toda la información así descrita está en la web de la familia Veneta que convidó recién Vanina. Pensemos que este año la familia Veneta está inaugurando un nuevo programa cultural y musical, la Armonía de la Laguna, para conservar y difundir en las nuevas generaciones la música barroca veneciana. Tiene actividades como el coro, como la noche de clásicos. Tiene obviamente los cursos de lengua y cultura italiana, cursos para español para extranjeros, y el año pasado arrancamos con un curso de teatro orientado a la comedia del arte. Algunos de los presentes hicieron la muestra del fin de año, y este año renovamos con 16 alumnos la nueva edición para en diciembre poder llevar a cabo un espectáculo orientado a estos personajes, a estas máscaras y a toda esta tradición que nos conmueve, que sigue viva y que gracias a la familia y a todo el trabajo de este gran núcleo creador sigue creciendo. Creo que también tenemos aquí a alguien de la familia Fulana, ¿puede ser? ¿O todavía no Sí, llegó? Silvana ya llegó. Sí. Ah, Silvana, estás muteada. Si querés abrir el micrófono, queríamos agradecerte también en nombre de la asociación porque la familia Fulana también amistosamente nos prestó la sede, poder tomar las clases allí. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, gracias. Ahora sí. Sí. Bueno, sí, perdón unos minutitos de demora porque no me podía conectar. Pero bueno, mi nombre es Silvana Cominotti, yo soy hermana de Verónica, que es la presidenta de la institución, y bueno, y contenta de poder compartir con ustedes este momentito, esta presentación que es súper interesante, me parece. Así que, bueno, en buena hora, felicitar a la familia Benete y agradecerles también que siempre nos participan para poder
compartir estas instancias que son enriquecedoras. Muchísimas gracias Les a vos y agradecí a todos. a nosotros. También los invitamos, sabemos que tenemos una agenda el pranzo de San Marco para el domingo 26. No sé si vieron el menú, pero está muy rico, con polenta. Sí, ya lo estuvimos viendo. Ah, muy bien, para todos, para que ya se anoten, con la polenta sarracena, che per me è la mia preferita. Y bueno, y sin más, le damos il benvenuto a Claudia. È un piacere enorme che ci sia con noi. L'ascoltiamo, ti ascoltiamo, cara. Grazie, vi saluto tutte quante. Vedo che c'è una maggioranza di donne ovviamente in questo programma e gli unici due uomini sono il mio collega Luca Fantinutti che vi presento qui a fianco a me, che mi darà una mano nel caso che riusciamo a compartire con voi delle immagini o dei frammenti di video. E l'altro è Marco che ci sta seguendo dall'esterno. Io volevo chiedervi se voi presenti adesso in webinar comprendete un po' l'italiano. Sì? Perfettamente, perché altrimenti Nadia ci può aiutare se c'è qualche cosa che non capite, ma Sì, mi sembra perfetto. una buona occasione per apparentare queste due lingue, perché io comprendo molto bene lo spagnolo, ma non lo parlo bene. Io parlo un italiano da arlecchinesco. E se voi capite l'italiano è molto bello riuscire a comunicare in due lingue in contemporanea. Mi fa molto piacere che siete riusciti ad organizzare sia la famiglia Veneta che la famiglia Furlanos, perché io sono mista, sono un po' veneta per parte di nonno paterno e un po' friulana per parte di famiglia della madre. E devo dire che anche nella mia vita ho abitato tantissimo a Venezia, 8 anni, e è rimasta nel mio cuore. E ho abitato, adesso abito a Pordenone, che è sul bordo del Friuli ed è praticamente più veneta che friulana come città. Quindi mi sento un sangue misto, se vogliamo dire. Perfetto, proprio nella frontiera, diciamo. Ecco, questa Esattamente, mescolanza. faccio parte di entrambe le vostre famiglie. Suggerimento, chi non parla deve spegnere il microfono. Bien, Bene, para quienes, volete... con un poquito, explico simplemente que ella vive en Pordenone, que es el Friuli, que vivió en Venecia, pero que se siente parte de las dos regiones. Gracias. No se escucha bien. Se cortó, me parece. Sí, se cortó. Ah, Posso, ahí volviste, Nadia, creo. allora, posso intervenire? Chi parla è bene che tenga acceso il microfono, gli altri che non parlano, se lo spengono, aiutano la connessione, perché anche noi sentiamo molto male Nadia. Nadia, puoi ripetere le ultime cose perché non ti abbiamo sentito e io vorrei sapere se tu vuoi fare un'intervista con me, vuoi farmi delle domande o se devo parlare a ruota libera, però mi farebbe più piacere rispondere alle vostre domande. Sì, esatto, noi vogliamo fare alcune delle domande, per esempio, prima innanzitutto vogliamo sapere qual è il tuo percorso artistico, diciamo, da dove vieni, cosa fai, e come mai sei arrivata alla stesura di questo libro così specifico, così interessante, che mette appunto in Allora, provo a confronto. rispondere. Sì. Prego, prego, va. Sì, sì. Allora, provo a rispondere, è una domanda molto ampia perché io sono molto stagionata, non sono più molto giovane e quindi sono 45 anni che interpreto il personaggio di Arlecchino e mi occupo di antropologia teatrale con un enorme interesse nei confronti della maschera.
Sono esperta di commedia dell'arte, insegno commedia dell'arte e ho una serie di spettacoli di miei assoli con Arlecchino e la insegno da 40 anni in tutto il mondo, quindi viene da molto lontano, è un po' difficile per me ricordarmi da dove sono partita e come ho cominciato. Il libro Ne serva né padrona è solo uno dei tanti libri che la collana Porto Arlecchino ha pubblicato e che io ho scritto. Però la particolarità di questo libro è che è scritto dedicato esplicitamente alle donne, alle figure femminili della commedia dell'arte, che sono importantissime, però sono una minoranza su tante maschere maschili che abbiamo. I gruppi femminili sono sostanzialmente quelli più conosciuti, tre: la servetta, l'innamorata e la cortigiana, e però alle loro spalle ci sono un sacco di altre figure, tipo Zagna, la moglie dello Zanni, o la strega, o la moglie di Pantalone, la Zezza, la compagna di Pulcinella. Quindi ci sono sia delle donne nei loro aspetti più femminili, più belli, più attraenti della comicità, sia delle donne anch'esse molto grottesche, che sono quelle che forse affascinano di più nel mondo della commedia dell'arte e della tragicommedia che trasmette. Questo libro mi è stato chiesto nel 2015, anzi lo spettacolo in realtà che ho collegato a questo libro, Ne serva né padrona, mi è stato chiesto nel 2015 dalle pari opportunità di Trieste, del Friuli, e dalle pari opportunità della provincia di Trento. Quindi si sono unite due regioni chiedendomi un intervento sulle donne per potersi divertire in maniera ironica nei momenti in cui invece si deve trattare di questioni difficoltose: il lavoro, l'emancipazione, la violenza sulle donne. Per me, che sono abituata da una vita a fare Arlecchino, a interpretare un personaggio maschile, è stata una grande sorpresa. Ma ormai dopo tanti anni che lo interpretavo, le unioni per le donne mi hanno spiegato che questo mio percorso al maschile non era più visto come una stranezza, come un tradimento della femminilità, ma piuttosto come una dimostrazione che l'emancipazione femminile poteva ampliare i propri ruoli, esattamente come gli uomini da tantissimi, cioè nei secoli, hanno potuto interpretare al posto nostro i ruoli femminili. Anche le donne oggi possono accedere a qualunque tipo di ruolo senza problema di genere del personaggio. Scusa, Anzi, posso fare una piccola traduzione un po'? Ecco, fino a questa parte. Bien, ella es una mujer que hace 45 años que está trabajando siempre desde el personaje arlequino. 45 años. ¿Bien? Entonces, le es difícil ahora hacer toda una explicación detallada de cómo fue su formación y su experiencia, pero son años de experiencia en la máscara, ¿verdad? Y cuando le piden a ella en el 2015 hacer este libro, ella se sorprendió, porque bueno, ella era una mujer que estaba haciendo un personaje masculino, pero eh, el argumento era que esta acción era una especie de emancipación de lo femenino, porque también las mujeres pueden hacer roles masculinos, como tantas veces los varones, exacto, pudieron hacer roles femeninos. Entonces, ¿no? Como una vuelta de tuerca. Bien. Grazie mille. Continuiamo, ecco. quindi in qualche modo il mio Arlecchino è stato preso un po' come il cavaliere difensore delle donne. E per poter costruire uno spettacolo e un libro ironico, comico sulla questione delle donne, però non era facile. Anche perché gli argomenti sono molto delicati, soprattutto quando si parla di soppressione o di violenza sul genere femminile.
e pertanto ho risposto pensando che Arlecchino è incapace di ridere delle donne, ma Claudia è capacissima di ridere di se stessa. Quindi sono partita proprio dall'autoironia, mettendo in gioco proprio il fatto che dopo 45 anni di lavoro al maschile io avevo perduto la capacità di recitare al femminile, di recitare da attrice. E quindi ho messo in scena una sorta di attrice imbranata, di attrice incapace di essere attrattiva. E piano piano, attraverso gli insegnamenti di Arlecchino e della commedia dell'arte, invece, una persona del XVI e del XVII secolo. Mi fermo che così puoi fare qualche traduzione, Nadia. Ecco, sì, abbiamo perso proprio l'ultima parte quando hai detto che dopo la autoironia, cosa hai detto? Scusami. Ho detto che partendo dall'autoironia Sì. ho preso in giro me stessa come un'attrice abituata a lavorare al maschile e quindi un po' a disagio nel lavorare come attrice al femminile. Questo Bien. però questo però ovviamente non è vero perché io conosco molto bene i personaggi della commedia dell'arte, ma l'addestramento in scena a come si recitano i personaggi femminili è molto divertente, è molto autoironico. Nadia, se non apri il microfono, la tua traduzione non si sente per il resto del pubblico. Ecco, entonces decíamos, después de trabajar 45 años en ese rol masculino, ella decía, bueno, Arlecchino es incapaz de ofender a lo femenino. ¿Cómo encontrar el humor, la ironía? Entonces es la propia actriz, es Claudia, en su papel autoirónico, que puede generar este tipo de disrupción, ¿no? Y porque también ella decía, es incapaz ahora de trabajar al femenino, siempre con tanta tradición de haber sido arlequino, es... Era una ciudad. exacto. Entonces, es un trabajo ahora también sobre la actuación, ¿verdad? Sobre la actuación de esta mujer, actriz, que ahora interpreta un rol masculino. Benissimo. Ecco, questa è stata una scusa per introdurre poi nel racconto grandi figure di donne del 1500 e del 1600. Esto fue una oportunidad para poder introducir muchas mujeres del siglo ecco, 1500 y 1600. Decíamos antes, decía, bueno, la figura femenina no solamente eran esas figuras bellas, sino también figuras grotescas. Podían ser la enamorada o Rosaura, decíamos, ¿no? La hija de Pantalones, o bien la Cervetta, ¿no? Colombina, pero hay otro tipo de mujeres también que ella entonces aparece, introduce en esta dinámica de mostrar cuál era el rol de las mujeres en esa época. Ma non solo delle figure immaginarie, delle persone veramente vissute. In particolare ne ho scelte due. Per il teatro Isabella Andreini, la grande attrice originaria di Padova, che tutti conoscono per chi è interessato ovviamente alla commedia dell'arte, e per la musica Adriana Basile, una grande cantante musicista di Napoli originaria, che però ha lavorato su al nord per tutta la vita e tutte e due hanno ottenuto in quei periodi dei riconoscimenti della loro bravura, della loro capacità scenica e artistica che oggi sarebbero impensabili. Poi ve li spiego. Entonces, no solamente mujeres del imaginario, sino mujeres que habían vivido realmente. Una de ellas es la actriz de Padova, que, tan famosa, que interpretó mucho en la comedia del arte en aquella época, y también otra, una música originaria de Nápoles, pero que trabajó en Venecia. Entonces, eran figuras de la vida real. Bien. Quello che volevamo dimostrare è che intanto le attrici della commedia dell'arte, le artiste di quel periodo erano tutte migranti, cioè si spostavano continuamente, partivano dall'Italia e giravano tutta Europa,
non si trasferivano per cambiare patria, ma rimanevano erranti, rimanevano senza una patria, veramente, solo con un'origine molto forte, ma il loro lavoro le portava in giro per il mondo, quindi donne capaci di viaggiare. E questa è stata una grande rivoluzione nel mondo del teatro nel 1500, perché la commedia dell'arte è stata la prima a portare le donne in scena. Prima di allora le donne non potevano recitare. Bueno, esto es un dato que nosotros ya sabemos, que la comedia del arte es el género que llevó a las mujeres a la escena. Antes no estaban las mujeres en la escena. Y lo más interesante es que estas mujeres, con una fuerte engambre en su región de origen, pero eran migrantes, errantes, viajaban por toda Europa. Imagínense mujeres en el Esa 1500 época. viajando, viajando. Es decir, Increíble. increíble, ¿verdad? Bien. Y vos fíjate que Franca me enseñó a hacer el personaje masculino. Ajá. Bueno, nosotros acá Estamos en el 2025. todavía nos sigue pareciendo algo confrontativo pensar en mujeres que hacen roles masculinos y más, ¿no? Todavía sigue siendo algo, Mujer. exacto, sí, algo paradójico y que nos confronta. A nosotros nos pasó el año pasado cuando teníamos que las mujeres hacer roles masculinos, había cierta resistencia, ¿verdad? Ujú. Mi fa piacere che tutt'oggi ci si dibatta in questa cosa. Voi dovete pensare che nel Medioevo tutte le parti femminili delle commedie, delle tragedie, nell'aristocrazia, le parti femminili venivano fatte da dei giovinetti maschi, perché le donne non potevano, era vietato salire a teatro, era molto disdicevole. Decíamos que los roles femeninos eran hechos por jovenzuelos, jovencitos, que tenían una voz más delicada, más suave, más fina. Las mujeres, exacto, tenían prohibido acceder a ese tipo de arte, obviamente, lo sabemos, por la crítica, por la iglesia, sobre todo, ¿no? Ujú. E ancora prima, per esempio, in epoca romana, le donne potevano andare a teatro, a vedere teatro, ma non potevano calcare le scene, per cui tutte le matrone potevano vedere le scene, ma le donne erano anche allora interpretate da uomini. Ancora prima, nella Grecia classica, nelle tragedie e anche nelle commedie, per esempio nelle commedie di Aristofane, che era un grande difensore delle donne, perché ha scritto Le donne al Parlamento, ha scritto Lisistrata, ebbene quelle donne lì erano interpretate da uomini ed erano viste solo da uomini, perché alle donne era vietato entrare nei teatri. Capite quale complessità, quale rivoluzione ha fatto la commedia dell'arte riaprendo le porte dei teatri al nostro genere? Entonces se entiende la gran revolución que hizo la comedia del arte a llevar a las mujeres a la escena, cuando antes ni siquiera eran permitidas en la visión, no podían ni siquiera mirar, participar como espectadora. Estamos hablando de la época clásica y también de Aristóteles, los griegos, ¿no? Tanto los romanos como los griegos. No podían las mujeres. No, asistir, algunas no podían ni siquiera asistir. En las comedias de Aristófanes, que fue un gran defensor de las mujeres, estamos hablando de Grecia, que hizo muchas obras famosas como Lisístrata y otras, Las nubes y otras más, que también tenía, digamos, una crítica acerca de cómo se movilizaban los hombres en esas sociedades. Sin embargo, esos roles también estaban hechos por varones. Por varones que interpretaban. Esatto. Así. Ebbene, allora prendiamo questa donna, un esempio, prendiamo proprio Isabella Andreini da Padova, che si sposa prestissimo a 14 anni col suo marito Andreini, parte in tournée con lui, con la compagnia dei Gelosi, e in poco tempo diventa una prima donna, una grande star, amata da tutte le nobiltà, tutti i conti, i duchi che le ospitavano, perfino dal re di Francia. E diventa talmente famosa che lei riesce a pubblicare in vita tutte le sue lettere, i sonetti, le pastorali, cosa che prima era impensabile per una donna.
Estamos hablando de Isabel Andreini, que se casó muy jovencita a los 14 años y salió en tournée con su marido y fue capaz también de escribir. Qué importante ahí la escritura, ¿no? Para dejar testimonio. ¿Qué se pudo publicar? Sus lettere, las cartas, ¿no? Pero de Isabel Andreini, estamos hablando de 1800, sí. Estamos hablando de una de las actrices más conocidas, las primeras, como ella dice, la star, ¿no? La estrella, ¿no? De esa época, ¿no? Que fue una actriz muy prolífica, pero fue el marido. Con el marido en una compañía que se llamaba Il Gelosi, ¿no? Ya estamos hablando también de grupos, ¿sí? Las pequeñas corporaciones de la commedia. Bien. Ecco, questa donna così famosa che girava per tutta l'Europa, oggi qualcuno direbbe, ma ha scelto la carriera e non ha potuto scegliere invece il matrimonio, quello che era normale a quei tempi. Non è vero. Gli diede ben 11 figli, quindi oltre ad essere grande attrice e donna di scena pubblica, fu anche grande moglie e grande madre. Pensate che morì dell'11° figlio, del parto dell'11° figlio a 40 anni di ritorno dalla Francia a Lione. Quindi è stata una donna piena in tutte le direzioni. Io ho pensato che questi esempi, raccontare, interpretare questi esempi, potrebbero essere anche una forma di coraggio per le donne di oggi, che apparentemente hanno più diritti, però hanno anche tante limitazioni. Dici, se vuoi fare carriera devi avere meno figli, o se vuoi figli e la famiglia è meglio che ti scegli un lavoro sicuro e più tranquillo. E invece no, ci sono dei casi che ci fanno vedere che anche a quel tempo in cui, ricordatevi, le donne non votavano, le donne non avevano i diritti che abbiamo oggi, a quei tempi però la meritocrazia, l'emancipazione era riconosciuta. Bien, entonces estamos hablando de lo importante de llevar ella, sintió que era importante llevar este modelo de mujer que además de ser actriz y tener toda esta posibilidad de emigrar y de hacer un montón de espectáculos, hizo 11 hijos. 11, 11, y murió en el parto del 11º, a la edad de 40 años. Entonces, esta posibilidad de mostrar a una mujer que podía también seguir la dirección de la maternidad y también la dirección del artista era una joya muy interesante de exhibir, de hacer ver, ¿no? Para que entonces pensemos en otra posibilidad, como que no habría que elegir ahora entonces un trabajo seguro para poder tener hijos, o que el artista no puede tener hijos porque demasiada vida movediza. Entonces aquí hay algo bien, sí, paradójico otra vez esa palabra, ¿no? Y entonces Vida de transhumantes también para todos. vida de transhumante, exacto. Exacto, entonces, exacto, imagínense. Es difícil de pensarlo en el año 500. Es difícil de pensarlo en el año 500, claro, es lo que ella dice. Claro. Bueno, pero también se puede pensar que la mujer estaba condenada a la reproducción sí o sí. O sea, se le permitía que haga teatro, pero tenía que cumplir con el mandato social, ser la hembra reproductora. No había anticonceptivos. No había anticonceptivos, no c'era la pillola, claro. Sí, sí. Claro, no sé. Eso, miraba de 500. Esatto. Pasaron más de 700 años. Sì, sì, no, no, ci sembra veramente molto interessante questa complessità, ci fa parlare di tante cose. Mhm. L'altro esempio che vi faccio è Adriana Basile. Lei era originaria, come vi ho detto, di Napoli, umilissime origini, proprio povera, e anche suo marito era di umili origini. Però lei era una grande cantante, una grande compositrice, polistrumentista, suonava molti strumenti, talmente brava e figlia d'arte che Monteverdi scrisse per lei il lamento di Arianna, quindi grandi musicisti hanno scritto per questa donna, e lei la cantò di fronte ai duca di Gonzaga di Mantova.
e questi rimasero talmente incantati dalla sua bravura che le regalarono una baronia nel Piancerreto, cioè divenne baronessa non per famiglia, non per sangue, non perché sposò un nobile, ma per puri meriti d'arte. Bien, È entonces ahora è come un cavalierato. claro, ahora hablamos de la música que pudo cambiar de rango social. Venía de un origen muy pobre, muy humilde, y gracias a su mérito a poder, fue intérprete de mucha música en esa época, Monteverdi le dedica una ópera, entonces por ese mérito artístico le dan el título de baronesa. Entonces por el mérito del arte. ¿No? Que es un cambio grandissimo, imagínense. Bien. Ecco, questi sono un po' gli argomenti che tratto nello spettacolo e nel libro. Tenete conto che sono argomenti sociali molto importanti, ma sono raccontati da comiche, cioè da donne molto emancipate e molto autoironiche. Per cui lo spettacolo è molto divertente e in qualche maniera ho scoperto che mette in risalto la grande forza delle donne, che è proprio l'autoironia, la capacità di non prendersi troppo sul serio, come invece a volte sono costretti a fare gli uomini, di poter scaricare il dolore con una bella risata, con una pacca sulla schiena. Ho scoperto che proprio questa positività è la forza delle donne, quello che ci ha fatto andare avanti anche nelle difficoltà e che oggi affascina affascina le giovani generazioni. Entonces, en el libro, las historias están contadas por actrices que van recolectando estas historias de estas mujeres. Y lo más importante es que esto da valentía, da alegría a las nuevas generaciones, resaltar cuál es ese don que tenemos las mujeres. Uno es la autoironía, esa capacidad positiva de ir hacia adelante. Y acá hacemos todas las mujeres tan, tan, tan. Es nuestra fuerza, nuestra fuerza. Entonces, Creo que usted hecho una película sobre ese tema. È importantissimo. bueno, quello pero che está el sta libro. Está el libro che molti vogliamo comprare adesso. Vogliamo comprare il libro così lo leggiamo. Magari possiamo fare qualche ponte commerciale. Certo, lo potete ordinare online, è possibile, o dall'editore o volendo con alcune ordinazioni mirate, magari voi che siete molto lontani, possono fare anche una spedizione con Amazon, se c'è perché è difficile spedire fino in Argentina per l'editore, però non è difficile farselo arrivare. Se volete, per vedere un po' come è organizzato, perché ci sono tante nozioni storiche, ci sono 2 saggi sull'emancipazione femminile, ma all'interno dello spettacolo ci sono anche tante fotografie molto colorate, per cui è un libro molto divertente, oltre che informativo. Se volete, Luca vi può mandare e possiamo condividere un po' di fotografie, così intanto riuscite a conoscere il libro, magari mentre Sí, per chiacchierate. favore, grazie mille. Vamos a Luca ver adesso mi sta las mandando. imágenes del libro. Sí, que es un libro muy divertido, muy colorido también, que además toca lo bibliográfico. No. Benissimo, allora aspettiamo le immagini, curiosi. Allora, come deve fare Luca per inviarvele? Deve fare una richiesta? Qui? Devo condividere la scrivania. Credo di sì, magari... Devo condividere la scrivania. Sì. Adesso provo e devo fare una Perfetto. richiesta che dovete Sì. accettare. Esatto. Ok, proviamo. Proviamo. Benissimo, ecco, abbiamo qua la copertina. Adesso segni il tuo. Segni il tuo.
Accendo il mio. Sì, aspetta un attimo. Non vedo il mouse. Sì, Claudia, non vedo il mouse, devi aspettare un attimo che devo riuscire a vederlo. Vai. Ecco, mentre condividiamo, aspetta un attimo che accendo il mio e tu per favore spegni il tuo. Spento. Mentre condividiamo, ecco, magari io vi posso spiegare, vedete, questa è la copertina, Luca, fai scorrere le immagini un po' velocemente e magari vi racconto un pochino di quella attraverso le immagini. Vedete, questo qui è il monaco censore, perché all'interno dello spettacolo la libertà di queste donne che salgono in scena è contrastata da un povero monaco di distrarre il pubblico da questa fascinazione. Ti lascio tradurre un po', Nadia. Que entonces dentro de este libro aparecen las escenas del Mónaco Censore, que es un personaje. No, la última parte no escuché. ¿Cómo es que dijiste? Intra. È un personaggio, un monaco, che cerca in tutti i modi di convincere il pubblico a non ascoltare queste affascinanti attrici sulla scena, perché lui è scandalizzato. È la prima Exacto. volta che Es como un censor, exacto, que censura a las mujeres que quieren representar en la escena. Ujú, bien. Vi potrei anche leggere qualche parte, però non voglio allungare troppo per la traduzione, ma ci sono delle parti molto divertenti del monaco che spiega, per esempio, che per la Chiesa sono più accettabili le meretrici perché fanno un bene sociale per contenere gli incesti, ma invece sono totalmente inaccettabili le attrici perché vendono la loro pubblica comparsa. Buenísimo. Entonces, que son este Mónaco censor, por supuesto, tiene discursos bastante delirantes, muy divertidos, porque realmente tiene pensamientos, exacto, muy prohibitivos. Por ejemplo, dice que son mejores las meretrices, estamos hablando de las prostitutas, que las actrices. ¿No? Entonces está apuntando el grito porque las beneficios hacen un bien porque social. hacen un bien social y evitaban el incesto, exactamente. En cambio, las actrices eran todavía más condenables, más condenables porque, La ficción. porque mostraban al público su cuerpo, porque se exponían, ¿verdad? Al público. Lo otro era privado, claro. Claro, es tabú, ¿no? Cerrado, oculto, ¿no? En cambio, el peligro estaba en lo público, siempre está il peligro in l'exhibizione pubblica. Bien, scusate che pure facciamo un po' di lezione pure. Volentieri. Beh, avete visto passare intanto anche i ritratti di Isabella Andreini, i ritratti di Adriana Basile e la presenza di Arlecchino che diventa il servitore di tutte queste donne, è proprio al loro servizio. E poi invece si trasforma piano piano in servetta, la vedete qui la servetta si trasforma in innamorata, si trasforma in, vedete Arlecchino che si trasforma in innamorata e interpreta insomma tutte le parti delle sue padrone. È uno spettacolo di travestitismo. Io cambio costumi completamente e continuamente in scena, senza mai spogliarmi del tutto. E questa era una caratteristica della commedia dell'arte. I cambi di ruolo e i cambi di vestiti erano spesso a vista, come delle trasformazioni che non si sapeva bene come si facevano, ma colpivano molto e affascinavano. Bien, entonces ella nos cuenta que ella en escena se cambia de traje continuamente. Es una característica también. También tiene que ver con la magia, con el arte, porque ella nunca se desnuda, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese cambio de vestuario en escena? Era todo un artilugio, ¿verdad?
Aquí veíamos algunas actrices como la Andreini y otras del espectáculo, pero vemos que ella en escena recorre y se pone en el traje de muchas mujeres. Ujú. Distintas personas. Distintas personas, exacto. Ecco, questo è stato un po' il modo di riuscire a costruire uno spettacolo di commedia dell'arte quasi senza maschere. C'è solo la maschera di Arlecchino presente, però attraverso il cambio di costumi, di cappelli, di parrucche, lo stesso la maschera è diventata presente, perché io considero la maschera non solo quella che portiamo sul volto, ma quella che indossiamo in tutto il corpo, nel movimento e nel carattere del personaggio. Máscara entonces entendida no solamente como eso que vemos, que cubre los ojos, sino todo el vestuario, pero también el carácter, la voz, la dicción, el cuerpo, el texto, ¿verdad? La máscara engloba a toda esa persona, personaje, ¿verdad? Y acá vamos a ver diferentes escenas. Decía ella antes también que es un espectáculo del transvestismo, ¿no? ¿Se acuerdan que travestire? Cambiare il vestito. Ecco, travesti, travestirsi. Mhm, bien. Avete visto prima Arlecchino? Bene, lo spettacolo comincia proprio con Arlecchino che offre a tutte le donne presenti in sala un suo spogliarello, come si fa l'8 marzo che le donne vanno a vedere magari uno spogliarello per divertirsi una volta ogni tanto. Arlecchino esegue questo spogliarello, però alla fine sotto non rimane mai nudo perché sotto ha tutte la biancheria delle donne e si disvela che sotto la maschera di Arlecchino c'è in effetti una donna. Questo buffo spogliarello, se volete, dopo possiamo condividere anche un piccolo pezzettino di video, così vedete anche come si muove questo Arlecchino. Por in favor, scena. sí, entonces ella en principio del espectáculo hace unos spogliarello, unos striptease. Ecco, entonces donde ella va desnudándose, pero ¿qué aparece debajo del vestuario? La mujer. Aparece la ropa interior de una mujer. Ah. Entonces ahí descubre, ¿no? Como la verdadera esencia de esa máscara, que es femenina. Y aquí yo hago una pequeña pregunta, no? Si questa maschera di Arlecchino con questo doppio, diciamo, doppia natura, non c'è un rapporto pure, per esempio, con quella di Pulcinella, che pure, diciamo, ha dei caratteri femminili o a volte viene rappresentato come una figura che ha questo doppio senso, no? Doppio sesso. Anche perché il nome è femminile, però ovvio che... Mhm. Assolutamente sì, ci sono delle attinenze perché nei repertori, nella storia dei repertori di Arlecchino e di Pulcinella, c'è una parte di emancipazione femminile di queste maschere maschili. Entrambi hanno la possibilità di riprodursi da soli, anche se sono maschi, per partenogenesi. Per esempio, famose sono le illustrazioni di Pulcinella che evacua i figliuoli dal sedere, ovviamente, oppure Arlecchino che cova l'uovo, il suo uovo, per far nascere Arlecchino. Sono delle cose un po' rare al di fuori dei canovacci tradizionali della commedia dell'arte, ma esistevano delle commedie, per esempio ce n'è una del Settecento che si chiama proprio La maternità di Arlecchino, e Arlecchino è proprio puerpero. Estábamos diciendo que esta doble naturaleza de también Pulcinella, que es la máscara napoletana, es absolutamente así porque se encuentran escenas apartadas de los Candovacci, que eran estos textos que tomaban algunos de esos diálogos de algunos espectáculos de aquella época, pero por fuera de eso también se encuentran historias donde estas Pulcinella y Arlecchino, por ejemplo, Pulcinella hace sus propios hijos y los caga por el culo. O Arlecchino que se pone
como las gallinas, a empollar un huevo. Tienen la posibilidad del parto Génesis, ¿no? Pueden generar el parto por sí mismos, ¿no? Tienen hasta esta doble naturaleza, ¿no? Como, como hermafroditas, bueno, a poner justamente, ¿no? La pregunta acerca de qué es el sexo, qué es el género. Se están rompiendo con un paradigma. Están rompiendo con En paradigmas. esta época. Y en esta Increíble. época. Increíble. Bene. Questa capacità di figliare di Arlecchino e di Pulcinella deriva dall'antica capacità di riprodursi dei giullari medievali. In questo altro libro che si chiama La umana commedia di Arlecchino, che è la storia di Arlecchino attraverso l'iconografia antica, è pieno di iconografia, sono proprio raccontate queste attinenze. Questa parte. Bien, ahí ella nos muestra un libro donde va contando estas posibilidades de lo que antes había nombrado como la maternidad de Arlequino, ¿no? Hay un montón de ejemplos en la historia que aparecen en estas escenas. Bien. Mi sono fermata un attimo su questa fotografia perché la servetta a un certo punto, la servetta polentina, offre al pubblico proprio della polenta veneta friulana e a volte anche il musetto se riesco. Per cui al pubblico nel mondo offro dei pezzettini di cibo veneto friulano. Excelente, aquí vemos a la cervetta que le ofrece al público productos típicos de Venecia, del Veneto y del Friuli, ¿no? Ahí vemos la polentina, la polenta. ¿Qué la cerveza? La cervetta, la cierva, la cierva, ahí está, la cervetta, la cervetta, con doppia T. Yo creí que era esa, la misma. Bien, bueno, vamos a ir... Voi conoscete Colombina? Forse voi come servetta conoscete Colombina, Smeraldina, Corallina, ce ne sono tantissime, hanno tutti dei nomi molto preziosi, però è proprio un genere, un tipo di maschera che poi può essere specializzata e noi la chiamiamo servetta. Tiene muchos nombres muy graciosos, muy lindos, pero en términos generales es la cierva, ¿no? La cervetta. Bene, come vedete dunque è uno spettacolo di molto, di molto movimento, di molto corporeo, durante il quale anche canto, danzo, cioè metto in scena tutte le competenze che erano di queste attrici. Erano veramente delle virtuose. Entonces, en este espectáculo es un espectáculo con mucho movimiento, donde no solamente recita, donde actúa, sino que canta, baila. Se cambia. Exacto, se cambia muchas veces. Entonces, realmente esas actrices eran muy virtuosas, ¿no? Entonces, ya pone en escena todas esas competencias. Habíamos pensado también en lo gestual, teatral, en algo acrobático también. Vamos a ver ahora, podemos ver ese pedacito de video para ver un poquito el movimiento de esas escenas y poder tener una visión un poco, eso. Adesso Luca tenta di mandarvi il video dello spogliarello di Arlecchino, così vi rendete conto un pochino come procede. E tu adesso sei proprio con un costume Sì, ho speciale, un mantello, cosa c'hai? Ho una parte da Monaco. Da Monaco, di Monaco. E dietro sulle crociere ci sono i diversi... Sono varie epoche, costumi di varie epoche di Arlecchino, 700, un pochino più antico, primario, uno medievale, quindi Arlecchino cambia foggia a seconda dei periodi. La commedia dell'arte non è mai stata uguale a se stessa, non è una, si è sempre evoluta nel tempo e pertanto quando parliamo di maschere classiche
è difficile definire cos'è una maschera classica, perché hanno avuto sempre la capacità di parlare del loro tempo. Sono maschere contemporanee al loro tempo. Quindi anche oggi, quando facciamo commedia dell'arte, se adeguiamo gli argomenti sociali al nostro tempo, non facciamo un tradimento della commedia dell'arte, ma anzi la usiamo molto meglio e non in maniera museale, la usiamo in maniera viva. Exacto, aquí está la importancia de por qué entonces hacemos comedia del arte 500 años después. Porque la comedia del arte no estaría vista desde lo clásico, de lo Sì, te museal, lo devi o bueno, ahora assolutamente conservemos volume esto, que era zero origen, e devo entonces alzarlo io. repetimos, sino que lo más interesante es hacerla contemporánea, y eso no sería una tradición, sino más bien sería justamente tomar la esencia, Una recuperación. porque la comedia del arte siempre es una crítica social. Entonces va a tomar la temperatura del momento. Siempre hubo hambre, ¿verdad? Siempre hubo problemas con el poder. Exacto, exacto, que tiene que... Siempre son contestatarias, eso, artes que se revitalizan, porque sigue sucediendo, digo, los mismos conflictos. Estamos tristemente, El tema es encontrar los arlequinos actuales de la escena social, política, donde está el arlequino, el balanchón. Entonces, están ahí. Están ahí. Hay que ver cómo se llaman ahora, pero están ahí. Están ahí esos personajes. Van como grotesco. Sí, eso lo decíamos, grotesco. Mandiamo il video. Perfetto, vediamo. Sì, sì. Ok.
Oh, vogliamo vedere tutto! È bellissimo! Non sapete l'emozione che per noi guardare, vedere questo che proprio, se parliamo di contemporaneo, è contemporaneo. Pensare che il pubblico di Venezia può vedere questo e noi qua da Rosario, anche così col video, lo possiamo apprezzare, esattamente. Grazie mille. Ecco, tutti i commenti erano, quanti movimenti, quante acrobazie, quanti... forte, parlavamo, non so, uno di noi ha detto Chaplin, come Chaplin. Allora, tutte queste, le No, no, parole... ottimo, no, Si è capito? No, no. non so chi ha parlato. Va. Dicevamo che siamo molto emozionati di poter vedere almeno questo brano, questo pezzettino, perché vogliamo vedere ancora di più tutti i movimenti, le capriole. Ci sono venute delle ispirazioni come Chaplin, o questi grandi attori, no, che si muovono in scena, che fanno delle cose buffe. È molto interessante poter vedere questi spogliarsi e vedere i costumi proprio appesi direttamente, che si possono guardare direttamente, no? Come, ecco, è tutto un travestirsi in scena, dal Sì, vivo. sì, guarda, la connessione con Chaplin è bellissima. Un grande onore, tra l'altro, perché io adoro, fin da quando ero bambina, adoro Chaplin ed è stato un grande maestro per tutti noi comici. E lui stesso era produttore, scrittore, attore, acrobata, musicista, faceva tutte le musiche dei suoi film, quindi anche lui aveva questa grande competenza a tutto tondo che era richiesta proprio dai comici del mestiere. Commedia dell'arte non significa commedia artistica, commedia del mestiere, commedia professionale. Tu dovevi saper fare delle cose straordinarie. Poi l'intelligenza di metterle insieme con un certo fascino dipendeva dall'esperienza, dalla pratica. Più pratica facevi, più sapevi bene come incantare il pubblico con questi effetti speciali che non erano fatti dal cinema, ma dal corpo dell'attore in scena, dal corpo, dalla sua voce, un po' da tutto. E questa è un po' la differenza dal teatro come lo intendiamo oggi. No? Il teatro oggi lo abbiamo diviso in sezioni. C'è chi parla soltanto ed è intellettuale, chi usa solo la voce bene, chi usa il corpo magari fa l'acrobata o il danzatore ma non parla. Invece il teatro, da che mondo è mondo, è l'insieme di tutte le arti. È l'unica arte che mette insieme tutto. La comedia dell'arte entonces es la comedia del oficio, la comedia de quienes tenían las competencias, la especialización para hacer estos movimientos, y después la experiencia les daba el conocimiento para poder unir esto que nosotros ahora actualmente podemos pensar en la dramaturgia. Bueno, pero eso venía con la experiencia de poder ver o de tener conocimiento acerca de cómo encantar al público, ¿no? La captatio benevolentia, cómo hacer que el público nos vea. Pero eso venía con la experiencia. Hoy, en la actualidad, el teatro está muy subdividido, ¿no? Está el actor que sabe hablar, pero no se mueve, o que pueden bailar, y entonces son bailarines, pero no pueden hablar. Entonces, está todo muy dividido, o el que hace la parte textual. En cambio, aquí estamos hablando de una profesión a 360 grados, ¿no? Todo. Una autonomía de la actuación que también es productora de conocimiento, de habilidades, de pensamiento dello spettacolo, no? Qua viene fuori una domanda, perché dico, diamo del tu, perché ormai sempre diamo del tu, noi argentini,
tu da 45 anni che fai questo mestiere, questa maschera di Arlecchino, e tu ehm, hai degli allievi, diciamo degli studenti o degli attori che vogliono imparare il tuo mestiere, la tua esperienza? Com'è la Ne ho, trasmissione del tuo ne mestiere? ho tantissimi, ne ho formati tantissimi in tutto il mondo. Quindi non solo ce ne sono tanti qui in Europa, ma ho formato attori in Cina, in India, in in Russia. In tanti anni veramente ho formato moltissimi attori di commedia dell'arte. Alcuni decidono di studiare commedia dell'arte per poi fare teatro contemporaneo, perché comunque è un'ottima base per mettere insieme queste competenze e per inventare nuovi caratteri anche contemporanei. Ma all'estero la maggior parte si innamora enormemente della commedia dell'arte, perché questa forma di teatro in maschera nata in Italia è apprezzatissima all'estero. Bien. Qui in Italia non ne siamo così consapevoli, ma sappiamo che nel mondo ci amano per le nostre maschere più di quanto ci amiamo noi stessi. Entonces, quizás en Italia no están conscientes de esta riqueza, quizás como todo, ¿no? A veces en lo propio, a veces no tenemos esa apreciación, pero en el exterior sí. Ella tiene tuvo a lo largo de su carrera, muchos alumnos en China, en Rusia, que lo toman a la comedia del arte como base. Y después estudian teatro contemporáneo, sí, pero es la base, va a servir para todo, ¿no? Entonces, hay mucha apreciación en el extranjero de la comedia en arte. Ujú. Allora, visto che conta di più vedere che tante parole, no? Perché poi le parole sì, riescono a spiegare le cose, però poi quando sei di fronte allo spettacolo, alla maschera, tutto cambia, tutto diventa chiaro. Allora, Luca vi ha preparato qualche altro video brevi di pochi minuti. Il prossimo che arriva è di un altro spettacolo, si chiama Vizi e Virtù in scena con Arlecchino. Arlecchino fa il monacello, come vedete, e cerca di spiegare i valori morali alle persone, ovviamente facendo ridere, perché i suoi valori morali sono tutti capovolti, no? In qualche modo. Vediamo se ve lo manda Luca. Bien, entonces vamos a ver un pequeño video, porque a veces las imágenes son más importantes que las palabras, de un espectáculo que llamó Virtudes y Vicios, donde Arlequino, en el vestido de monaguillo, de monacello, da una especie de manifiesto de cuáles son la moral, las virtudes, pero obviamente a todos les hace reír, porque la moral de Arlequino no es la moral que se espera. Entonces vamos a ver un pedacito de ese espectáculo.
Bellissimo, grazie mille. Avevi chiesto se ci sono degli allievi. Quando si è di fronte alla commedia dell'arte, a questo tipo di movimento, anche il pubblico diventa allievo. La bellezza della commedia dell'arte è che non esiste la quarta parete e le maschere interagiscono direttamente con il pubblico. Il più delle volte durante lo spettacolo il pubblico si riscalda e può essere tirato dentro nella scena. Quindi è anche un addestramento al recupero della motilità e del movimento residuo delle persone che stanno sedute. È Bien, sempre una partecipazione molto forte. entonces decíamos que los alumnos también puede ser el público que participa. Justo también hablamos aquí en off, decíamos, se rompió la cuarta pared. Entonces aparecen las personas que están sentadas y eso también es una revolución porque nos permite pensar a un público más activo, un público que puede participar, que se puede mover, que puede ser parte de la escena, ¿no? Entonces eso también es un adestramento, como una forma de enseñar también a estar en el mundo, ¿no? Una idea más activa, más participativa. Ujú. Pedagógico. Sí, pedagógico, hay algo también de eso, ¿no? El público también puede ser un estudiante de la comedia del arte. Benissimo, siamo con tante cose, siamo veramente contentissimi. Sì, Eh, un'ultima cosa, sì, Nadia. Ovviamente Arlecchino è un personaggio molto acrobatico, però in realtà tutte le maschere hanno uno studio del movimento e del comportamento che è amplificato, inclusi i vecchi. Pensiamo per esempio a Pantalone. Se facciamo Pantalone, anche Pantalone può utilizzare elementi di acrobatica, può essere molto in movimento, pur essendo molto vecchio. Vi mando, per esempio, l'inizio del nuovo spettacolo Mondologo di Arlecchino. Dammi il libro, per favore, Luca. Ecco, tra l'altro è l'ultimo libro della collana che è stato pubblicato questo febbraio, Mondologo di Arlecchino. Ecco, lo spettacolo inizia con un Arlecchino vecchissimo, un Matusalemme di 200-300 anni, perché rimanendo qui nel terzo millennio ha incominciato a perdere la sua eterna giovinezza, è invecchiato e quindi si presenta in sedia a rotelle, in carrozzina e pian piano si fa aiutare dal pubblico a salire sul palcoscenico e poi pian piano riprende, cerca di alzarsi, cade e riesce poco a poco a ringiovanire. Vediamo quindi come si può lavorare anche sulla vecchiaia, rendendola molto chiara dal punto di vista fisico. Bien, vamos a Vai ver Luca. mucho también de Pantalones, que también, digo, otros personajes de la comedia también pueden tener gestos acrobáticos, movimientos específicos. Y vamos a ver un pedacito de Arlequino, que es un Arlequino Matusalemme, ¿no? Que tiene 300 años y que tiene sillas de ruedas y que tanto actuar y tanto moverse empieza a rejuvenecer en escena. Ah, qué bueno.
Dicevamo come sono, anche se pensiamo che abbiamo studiato, sono personaggi fissi, lo stereotipo, però sono molto plastici, perché diciamo che moderno, che possibilità, no? Le sedie a rotelle, poi che hanno il mappamundi, per pensare questa idea dell'attore che migra, no? Che viaggia, però che moderno, Infatti, che l'impatto è, questo stiamo vedendo una cosa dell'avanguardia. Sì. esa- Ma guarda, Nadia, all'inizio del Novecento tutte le avanguardie artistiche hanno utilizzato Arlecchino e i personaggi della commedia dell'arte come ispirazione per le loro opere pittoriche, il dadaismo per le opere teatrali, e in Russia Vakhtangov, Meyerhold e Stanislavski hanno utilizzato la nostra commedia dell'arte come salto nella contemporaneità. Noi del terzo millennio non possiamo tirarci indietro nel proseguire in questa direzione. Bien, dramaturgos y directores como Stanislavski, Meyerhold, ruso, ¿no? Han tomado la comedia del arte, el Requino, como prototipo de estudio para estudiar estos movimientos, esta fuerza expresiva, ¿verdad? Que es antes del texto, es lo preexpresivo, lo que necesita el cuerpo para poder llamar la atención, para comunicar, para expresar. El texto no es El importante, es texto secundario. viene después, en todo caso, pero algo de esa esencia comunicativa, teatral. Ujú. Lo de Sí, Meyer para era la biomecánica que trabaja en los últimos doctorados. Claro, Sí. pero tomando base de aquí. Claro, y después yo me estaba acordando de que es japonés también, Kabuki, que utiliza muchas máscaras, trabaja sobre tradición y demás. Tienen que- Sì, e qui ci sono dei legami anche con il teatro giapponese del Kabuki, ecco la maschera. Naturalmente, ecco, anche alla lezione con l'altro professore qua alla Veneta che siamo venuti, parlavamo di questo rapporto, no? La maschera, no? La cosa fissa per Guarda, plastica. molto bene, vedo che ho un pubblico, lì siete veramente colti. Riconoscete molte cose, complimenti. Per esempio, la barba bianca dell'Arlecchino vecchio è una barba dell'opera originale dell'opera di Pechino. La danza rotante è tratta dai dervisci, quindi ci sono all'interno della commedia dell'arte che io porto avanti molti riferimenti ad altre culture della stessa portata, della stessa storicità in giro per il mondo. Bien, entonces en la misma escena vemos la barba, que Antropologa, es el símbolo de la ópera de Pekín, y otros elementos que tienen que ver con este entramado de culturas. Y ya pone en escena estos símbolos que pertenecen a diferentes culturas y a diferentes temporalidades. ¿Eh? Y el decía teatro que, griego también tenía- exacto, y decíamos que era un público muy culto. Io potrei fare. Sì, vieni, vieni. Silvia vuole fare una domanda. È una di noi. sì, poi anch'io ho due ultime cose da dirvi. Benissimo. Dimmi Silvia. Sì. Sì, no, volevo chiedere rispetto linguaggio. Dal momento che tu hai parlato dall'Andreini e che facevano le migrazioni, com'era la comunicazione a quei tempi in diversi posti, da una parte, come era dentro quello che adesso chiamiamo Italia, ma in quell'epoca non era Italia e non si conosceva l'italiano come adesso, com'era la comunicazione. E un'altra cosa è come fai tu con lei, come fai con la voce per far finta di che sei un uomo o direttamente parli come donna. Tutto rispetto alla lingua. Sei muta, cara, ecco. Parto dall'ultima. Allora, come faccio a parlare da uomo? Fin dall'inizio ho cominciato degli studi proprio per abbassare il tono vocale. Ho fatto veramente molta fatica. Ci sono anche riuscita,
E poi ho scoperto che la maschera di Arlecchino in particolare, quindi l'abbassamento del tono mi serve per altri personaggi, ma Arlecchino non ha un tono molto basso. Pulcinella, per esempio, ha un tono in falsetto. E che volete? Capisci? Mentre Arlecchino ha un tono di gola, no? Tipico del nord della Padania. Ehi, che volete? Ehi, yeah, ah! Cioè, tutto come se lavorasse ridendo, sempre ridendo. E quindi ho dovuto cambiare, invece che abbassarlo, trasportarlo in questa voce popolana, che è un misto di veneto, friulano, bergamasco, no? E si parla così, o streghetta, c'è una maniera di parlare che non ti capisci se sono femmina o mascolo, ma sono mascolo de sicuro. Capisci? Parlando in questa maniera qui non si riconosce più il genere sotto, ma si riconosce il carattere del personaggio. Quando vado all'estero, allora nel passato giustamente ha detto Silvia, mi pare, ha detto Silvia che l'Italia non era Italia, l'Italia era non una serie di regioni con tanti dialetti, ma una serie di stati con tante lingue diverse, anche come origini. C'erano lingue che derivavano dal cimbrico, che dal fenicio, molte però avevano come base il latino. A quel tempo era il latino che unificava la comprensione reciproca tra le diverse lingue italiane. E proprio perché noi eravamo addestrati a cambiare lingua ogni pochi chilometri, perché gli stati erano piccolini, anche in Europa quello che unificava era soprattutto il latino. Il latino lo parlavano ovunque. Pertanto, quando gli attori viaggiavano all'estero, avevano una base di comprensione molto antico, che era molto vicino al latino, inserivano poi anche parole delle varie lingue dei posti dove andavano. Se andavano in Francia, infarcivano di parole francesi per farsi capire, ma continuavano a tenere la parlata, la cadenza della regione della maschera. Attenzione che però le maschere non erano delle regioni dell'attore. Per esempio, un balanzone non era necessariamente di Bologna, magari era di Taranto o di Firenze, per cui gli attori dovevano imparare i linguaggi delle loro maschere, si addestravano nelle lingue delle loro maschere. Bien, voy a hacer una traducción. Entonces, como el latino era la lengua común en esos territorios tan diferenciados, en pequeños estados, era la base común. Lo que hacían los actores cuando viajaban eran rellenar, infarcire, rellenar de pequeñas palabras autóctonas, ¿no? Que eran en Francia, las margaritas del lugar, pero en general eran entendidos porque había como un sustrato común, que era ese latín. Después, no era dicho que Balanzone, por ejemplo, que es la máscara de Bolonia, no tenía que ser porque era actor boloñés. Capaz que era de Taranto, pero tenía que aprender la lengua de la máscara. Entonces ya había ahí todo un esfuerzo, una formación, un trabajo, ¿no? Para poder encarnar esa voz de esa máscara. Entonces había también mucho entrenamiento en ese cambio de lengua, ¿no? Eran multilingüísticos. Mucho movimiento Mucho cerebral. movimiento cerebral, sí. No había Esatto, Sí, no había Alzheimer, decíamos, no había Alzheimer. gli attori erano polilinguistici, multilinguistici, gli attori, però potevano contare su un pubblico che era abituato a viaggiare, a spostarsi e quindi era un po' polilinguistico anche il pubblico. Non eravamo così divisi come siamo adesso per El il público linguaggio. también era polilingüístico. Ellos eran polilingüísticos los actores, pero también el público.
Porque había movilidad, había movimiento, una cuestión de comercio. Seguro, también. Entonces ya estaban acostumbrados también a un arte que iba moviéndose y que traía también compañías de otros lugares. No era tan dividido como está ahora nosotros. Sì, Poi ti restano una cosa. sì. Abbiamo tempo per una domanda? No, tu vuoi fare un altro Volevo commento? dire due Sì, cose. per Allora, favore. per lasciarvi un po' di materiale, visto che vi piacciono questi brevi video, noi abbiamo un canale YouTube che si chiama Porto Arlecchino, tutto attaccato. Lì avete molti video brevi, didattici, in cui potete curiosare. E anche Instagram. Esatto, anche Instagram, però in Instagram sono più fotografie. Nel canale YouTube potete vedere pezzetti di video. La seconda cosa che volevo dire è che un esempio di allievo mio è presente in questo webinar. Vorrei salutare Piero Centofante, che sta chiamando dal Veneto, si è collegato dal Veneto, ed è un mio allievo ed è un bravissimo pantalone, uno strepitoso pantalone selvaggio. Ciao, Applausi. ciao. Oh, piacere. Seguo con molto interesse per capire perché mi piace sempre sentire Claudia e Luca e per capire come arriva dall'altra parte del mondo, insomma. Ecco. Grazie, che bello! Siamo contenti della tua presenza, è un piacere per tutti noi. Zona Vicenza. Ecco, l'ultima domanda qual è? ¿Cómo sale ella de Claudia, de su yo, de su ego, para transformarse en el personaje? ¿Lo hace automático o eso los alumnos lo hacen automático o eso es en función de los años que han estado estudiando? Quale sarebbe la preparazione, no? Per poter arrivare a questa maschera, questa... È ovvio che è una domanda ampia, però un po'. Ho inteso, aspetta, sì, ho inteso. Allora, è frutto di una lunghissima preparazione, un training molto preciso su molti punti e su molti fronti, e anche di tanti anni di esperienza, ovviamente. Però c'è anche una parte di spontaneità. Cioè, Arlecchino ha bisogno di tanto allenamento, però se non c'hai un fuoco dentro di resistenza, di follia, difficilmente è la maschera giusta per te, perché deve essere è veramente un bastian contrario, lo definiamo noi, un personaggio che non ha mai un'idea fissa, precisa, è molto, molto matto e quindi devi avere la voglia di dire qualche cosa che poi l'allenamento piano piano riesce a tirarti fuori. Exacto, que es un trabajo de años, un estudio, pero que hay algo de la chispa, de que la persona tiene que tener esa chispa, esa locura, esa capacidad de, a veces no es una idea fija, sino es múltiple, ¿no? Talento, carisma, pero hay algo de la chispa y de ir en contra de las reglas, ¿no? Sí, sí. No es estructurado. No es estructurado. Entonces hay algo también de esa esencia. De la follia, la locura. Follia, locura. Sì, la follia. Noi chiamiamo i miei maestri, e anche io dico sempre che il talento tecnico non esiste. Un attore deve imparare tutto, le tecniche le deve imparare, non nasci imparato, quindi non ci sono talenti tecnici. L'unico talento che viene riconosciuto in commedia dell'arte è la passione per questo mestiere. Se tu hai passione per questo mestiere, allora diventerai un esempio per gli altri e la fatica non ti darà fastidio.
andrai avanti per tutta la vita facendo molta fatica, ma perché ti piace, sei appassionato, sei innamorato delle maschere. Se invece no es cansancio, no es fatiga, es pasión. No hay talento técnico, hay pasión. Entonces, aunque lo hagas muchas veces, estés cansado, pero la pasión, lo que te gusta, te lleva. Exacto, ¿no? Como decía Grotowski, ¿cómo hacemos esto? Trabajando. Trabajando. Se invece non ami questo tipo di teatro, non ti piace, ti dà fastidio coprirti il volto con la maschera, c'è qualcosa così, tu puoi essere il più grande ballerino, il più grande oratore, con la maschera non funzionerai mai. Quindi è proprio una scelta specifica. La maschera totale servizio. Entonces, vos podés ser un gran bailarín, un gran acróbata, pero si no te gusta el oficio de la máscara, de cubrirte el rostro con la máscara y de encarnar ese personaje, no va a pasar nada. Claro. Porque hay algo que uno tiene que elegir, esa esencia, esa transmisión de esa pasión. Entonces no tiene que ver con la técnica, con el virtuosismo, sino con algo que sobrepasa eso y que ya es la chispa, ¿no? Que decimos nosotros, el corazón. En otro ámbito artístico, el saludo Duncan. Nunca rompe con todo el tema de la técnica y lo que transmitía era pasión, su, que es un poco lo que está. Exacto, nos viene ahora Isadora Duncan, nos vienen personajes, también femenino, no? Bene, ultimi minuti, ultimi cose, ultimi commenti, così facciamo, ecco la chiusura. Bella Claudia, vuoi dire qualcosa per ultimo? Sì, vi faccio salutare. Uila, ma siete lontani là, Vedo, siete proprio, l'Argentina è proprio in fondo al mondo laggiù, è vera? Miei compagni di Argentina, mi gustaría tantissimo venirvi a trovare, è vera? Mi piacería conoscere un poco de Fedis, un poco de Mucche, un po', ma soprattutto gli amici che ci sono là, è vera? Prima o poi, magari a nuoto, ma arrivo. Stai attenti che prima o poi Arlecchino arriva. Arrivederci a tutti quanti! Arrivederci! Ti aspettiamo volentieri, vieni col mare, dopo arrivi col fiume Paranà e sei qui a Rosario. Ecco, grazie mille! Che venga con Michele. Venite, che bello, un'emozione enorme. Grazie Claudia, grazie Luca, grazie a tutti quelli, Patri, Mars, tutti gli studenti che sono pure le studentesse che sono in linea. Grazie a tutti della famiglia Veneta, un piacere enorme. Grazie. Grazie ragazzi. A presto, ciao. ciao. Buona fortuna nei spettacoli. Abbracci. Ciao ciao. Sì. È una cosa Arrivederci. Escucharon que dijo atento.